Terza corsa dall'Arcoveggio, confronto sul miglio, cavalli di 4 anni, sono 7 al via, 0 glutine par, zigzag OP, 0 gravity, 007 VL, Zara del Sile, Zaire dei Veltri in prima fila, Zuvetic CSM in seconda, favori per 007 VL, Giuseppe Prestipino in sediolo. Partiti con 007 che supera 0 gravity, all'esterno è veloce anche Zaira dei Veltri che attacca sulla piegata, insiste Zaira dei Veltri, va su 007 VL, l'impegna, cerca di scavarsi posto alla corda, prova a serrare sotto 0 gravity ma il posto c'è e si sistema in seconda posizione Zaira dei Veltri. Primi 200 svelti, 14,1 con 007 VL in vantaggio, Zaira dei Veltri in seconda posizione, poi 0 gravity, ancora Zigzago P che precede Zara del Sile e gli altri. Il quarto iniziale sullo slancio in 29,4 da parte del leader 007 VL che ha sempre in schiena Zaira dei Veltri che si mantiene a una lunghezza abbondante davanti a 0 gravity e Zigzago P, fila indiana che non cambia nemmeno dopo 600 metri, completati nell'ordine del 45,1 da 1,15 appena abbondante. Davanti alle tribune in vantaggio 007 VL, in seconda posizione Zaira dei Veltri, poi 0 gravity che precede Zigzag OP. Zaira del Sile, 0 glutine par, quindi Zuvetic CSM in un ordine che non cambia nemmeno dopo 800 metri in 59,8, 14,7 la frazione davanti alle tribune, ora siamo al chilometro che il leader completa in 1,14,9, seconda posizione per Zaira dei Veltri, mentre all'esterno ha provato a muovere Zuvetic CSM. L'errore intanto di Zara del Sile che era in terza posizione. E siamo a numero 400 dal palo. 5, Zara del Sile, squalificato. Sempre 007 in vantaggio nei confronti di Zaira dei Veltri che prova a spostare nuovamente lungo la corda, si infila 0 gravity, ultimi 150 metri di gara con 007 VL in vantaggio, ma c'è l'attacco da parte di Zaira dei Veltri e anche quello di 0 gravity finale con in crisi 007, passa nettamente Zaira dei Veltri che vince nei confronti di 0 gravity, al terzo chiude 007 VL 1,14,6, 34 chiudere, vittorie per Zaira dei Veltri. Edoardo Baldi a sorpresa era comunque la seconda scelta del campo, alternativa principale al nettissimo favorito 007 VL che delude e in percorso di testa cala agli ultimi 100. Vince invece molto bene Zaira dei Veltri, Edoardo Baldi, quota di 4,12 al totalizzatore. Secondo posto per un eccellente 0 gravity che segue bene lungo la corda, finisce al secondo posto, battendo nettamente a sua volta 007 VL, soltanto terzo.